No, I'm not a writer. Ah, che pace, io sto qui, dormo qui, troppo bene. E poi ho lavato tutta la roba. Grazie al mio tablet che ha fatto il volo anche. Quando sono andato col drone a riprendere le cascatelle là, no? Ti ricordi col torrente, che bello che era. Vabbè, entrando in camper, l'ho urtato nella porta del camper, quindi si è staccato dal telecomando e è caduto per terra. Beh, vabbè dai, era comunque stravissuto, cioè funziona comunque, cioè io lo uso come navigatore e come monitor per il drone, quindi continuerò a usarlo. Ho visto gente andare di qua, non vorrei che di qua ci fosse l'ingresso al torrente, ma secondo me sì. Amy, vieni! Andiamo a esplorare qua. Secondo me sta roba porta al torrente. Boh, ma sì, guarda là. E di qua dove si va? Da nessuna parte. E poi di qua c'è anche il paesino, forse. Hai capito? Ma sì, guarda che c'è anche tutto il percorso. Da lì vai lì, dopo lì c'è il ponticello, attraversi e vai di là. Bene, domani. Guarda che antifurto che devo avere. Eh? Antifurto! Mannaggia, stai relax. Ah. Allora, da in mezzo alle colline toscane, vero cane, ho fatto anche la rima senza volerlo. Saluto Walter il meccanico. Perché digli cane, vuoi volere un po' di pasta anche tu? E dopo ti do la pasta anche a te. Anzi, saluto Walter il meccanico, perché adesso noi dobbiamo parlare così, perché dobbiamo entrare dentro la cultura toscana, no? Allora, in questo modo. Oh, di quei spazi di temperatura estremi. Fa freddo cazzo? Però digli bisogna raccontarla. Diciamo che abbiamo sventato tipo 3-4 trombate, quindi stiamo tenendo sotto controllo il livello demografico italiano, soprattutto della Toscana, perché la gente viene qui a infrattarsi, vede noi due zingani, io e cane pericoloso, soprattutto cane pericoloso, e vanno via, ci rinunciano. Ok, va bene wild tutto quello che vuoi, ma qua si iniziavano a sentire rumori strani tra i cespugli, vero cane pericoloso. E allora abbiamo detto meglio star qua dentro. I wild li facciamo di giorno. Siamo anche abbastanza inclinati, speriamo di dormire bene. Perché significa quando sei tanto inclinato in un camper che l'acqua alla doccia non va giù, cioè proprio la pozza, no? Il laghetto. E il gas fa fatica ad andare, vabbè, il frigo è partito alla fine. I fornelli, vabbè, sono andati e il scaldabagno, quello non lo so se era andato bene, però insomma, dai, alla fine... Se ti vede la Amy, sono cazzi, sai? Da dove vieni fuori te? Eh? Da dove vieni fuori? Caro, sono così carini i gatti, ma lei li odia a morte, non riesco a capire. Guarda che bello, sono bellissimi, piacciono i gatti. L'orso è qua che dorme, col suo cuscino, con la sua copertina zingara col Volkswagen. Sì che l'ho presa a Santa Cruz quella Amy, cioè è una cosa insomma di valore affettivo, capisci? C'è un cazzo, lei dorme. È bello perché la sera della prima volta che siamo andati a nuotare nella spiaggia per cani era tutto un ringhiare in sonno. Cazzo, ha litigato con tutti i cani con cui non ha litigato lì. Vero Amy? Brutta putanella. Che faccia da sonno. Buongiorno. Buongiorno un cazzo, che ora abbiamo fatto? E le 11.
devo andare a vedere il coso, il sentiero. Adesso vado. Mi ha svegliato un ragno petagno che era anche grande, sì, qua in Toscana hanno i ragni quelli seri, no? Allora io lo guardo, lui mi guarda e faccio e dopo io ho fatto insomma l'ho mandato via dopo. È stato un risveglio un po' così, un po' traumatico. Invece del caffè, anche se è una giornata apparentemente climaticamente tranquilla, mi fa la tisana alla melissa. Vieni Hane! Ah sì, che bello! Wow! Ah minchia! Ah! Dimmi Hane! Tu ce la fai a venire qua senza cadere? Sì, basta camminare. È un po' un ponte della morte questo, eh? Va bene, dai. Basta tenerci duri qua. Sempre con le vertigini io ste robe, porca di... ma che farfalla stupenda! Bellissima! Dai che devo passare, farfalla! Dai, levati al cazzo un attimo, Amore! Sei disfissato! Niente, cane è pericoloso, ha più paura di me, andiamo a riprenderlo. Opla, arrivo cane! Resisti! Guardala! Arrivo tata! Stai lì? Adesso arrivo! Guarda pesci! Che bello! Devi vedere! Figata, e noi come se... Forse se andiamo più in là... Cazzo, bello è bello, Voglio andare. Andiamo. Non ci sarà un altro sentiero. Guarda un fagiano! 2 fagiani, rifagiani, Emi. Guarda che si è mimetizzato, crede che io non l'ho visto. Ho l'occhio più da punta io di cane pericoloso, eccolo là. Occhio che adesso svola. Classico, lui aspetta alla fine. Eccolo là, un fagiano. Adesso ce n'è un altro, Eccolo là. Ciao fagiano! Fagiano! No, tu lascia stare il fagiano. L'ho visto prima io comunque. È il fagiano, guarda che carino! Vuoi andare a vedere il fagiano? Guarda che cane mona che devo avere. Non vuole giocare secondo me quel fagiano, Non lo so, deduco io proprio così. Ecco che cane pericoloso che sta seguendo la pista del fagiano. Cioè ce l'ha lì a 10 metri, ma no, lei annusa per terra. Cane mona. Ah, questi cani moderni. Si fanno gli scherzi, hai visto? Sti stronzi. Si fanno prendere la paura. Pieno di fagiano qua, Dai che andiamo di qua, cane. Proviamo a farci male di qua. Però, aia, piano, e che cazzo, tutto pieno di cose. Si sbriccia parecchio. Ciao farfalle.
sono le piantine quelle con le spine, no? Sti cazzi. Dai, insetto sui miei occhiali. Non vedo un cazzo. Allora, secondo me, magari sbaglio, di qua. Infatti, un po' smerdoso. Hai visto cane il ruscello? Cane! È il ruscello! Il ruscello di cane! Andiamo a bere. Messo natura, messo, faccio niente, faccio il bravo, oblè, eccomi qua. Oh, ecco qua, uno Yuri, buongiorno, col cane che beve, ciao bel cane. Scarpe appena lavate, ma chi se ne frega, no, chi se ne frega, eccola. Per carità, va bene incalcarsi in spiaggia, ma che ste robe, ragazzo, Ara? Ma cosa c'è? Anche le anatre ci sono, c'è tanta fauna, basta non ci sbuchi l'orso. Di là sembra più bello, guarda gli aironi, cazzo non li vedi? C'è di tutto là, ma come facciamo ad andare di là? Bisognerebbe portare... Cazzo, ma si poteva fare anche in bici sta roba qua a basso. Porca puttana, sì. Cane, dai, ho deciso. Guarda, che cane spacciugoso. Yup. Vieni cane, che io ho un'idea. Un po' rimuovi quiete, ma è una bella idea. Ti insegno una cosa. Dai, c'è le braghe lunghe qua. Vedi, là giù, là. Permesso natura, permesso, sempre svanga coglioni, permesso. Pesci, wow, pieno di pesci. Pullula di pesci. Hai visto? Cosa non c'è di pesci? Wow! Che frutto strano questo, sembrano delle micromele, guarda, meno di un'unghia. Mi è rimosso, oltre alla quiete, tutta la fauna che c'era, sono rimasti solo i pescetti. Beh, Ducano. Ma è difficile andare in bici, bisogna portarla a piedi, che c'è molto sgommattamento. Permesso. Bedu cane. Bedu cane. Anche un punto per risalire dopo, no? O no? No, forse no. Vabbè. Noi siamo degli zingari semplici, ce la spassiamo così, vero cane? A fare squash nell'acqua. Porca trota. Ma è bello, è anche bella fresca. Senti che roba, è strapieno di pesci, va che roba. Occhio, guarda pesci, perché mi li ho visti. Non è facile di prenderli. Sono mica un cane pescatore io.